Buonasera a tutti e ben ritrovati al nostro secondo appuntamento di Chiese Missionarie, Igrejas en Missão. In questa nuova veste che abbiamo scelto, che abbiamo un po' costruito insieme a Don Paolo che è in Brasile. Questa seconda puntata è collocata proprio all'inizio, nei primi giorni di quello che è il mese missionario, un mese particolare dove siamo tutti invitati a porre l'attenzione al mondo, al tema dell'universalità della Chiesa, quindi al fatto che siamo tutti fratelli in questa nostra Chiesa che ci appartiene. E quindi noi lo viviamo concretamente assieme a Don Paolo, che saluto perché è qui con noi in collegamento da Tagnassù. Ciao Don Paolo! Ciao Maria Grazia, Oh, ben trovato! grazie, state bene là? Noi stiamo bene, voi lì tutto a posto? Com'è il clima? Ti chiedo solo quello, intanto. Incomincia l'autunno, quindi torna il caldo. Interessante No, questa variazione. sì, ma stiamo bene, stiamo bene. Bene, ti vedo proprio bene. Allora, Don Paolo, in questa puntata noi abbiamo scelto un tema particolare che coinvolge sia le esperienze della nostra diocesi, ma anche in particolare l'esperienza che stai vivendo tu in questo tempo pastorale, ed è il tema biblico, quindi la lettura, l'approfondimento delle scritture nelle nostre pastorali. Allora, senza perdere tanto tempo, ti chiedo subito di raccontarci lì nella diocesi di Livramento e poi nello specifico nella parrocchia di Tagnassù come vivete questa dimensione, no, di approfondimento, di ascolto della parola e quelle che sono le iniziative che vi coinvolgono. Per me è un'esperienza nuova qui nel Brasile. Durante l'anno ci sono dei mesi in cui la Chiesa del Brasile riflette su dei temi. Questo mese di settembre è un mese nel quale si riflette sopra la Bibbia, no? Tutta la Chiesa del Brasile riflette sopra la Bibbia, non soltanto la nostra diocesi. E quest'anno la Chiesa del Brasile ci ha aiutato con questo sussidio Circulus Biblicus, Cartas Romanus e Speranza non decepziona, la speranza non delude, no? È una cosa molto bella secondo me, questa che viviamo qui in questa chiesa in Brasile. Tutte le diocesi sono aiutate a riflettere sull'importanza della Sacra Scrittura nella vita di fede. La nostra diocesi di Livramento assume la proposta della diocesi del Brasile e aiuta tutte le parrocchie a ricevere i sussidi per vivere questo mese. Concretamente cosa si fa? La messa ha un momento più particolare di accoglimento del Vangelo, della scrittura, c'è proprio una processione con l'Evangeliario e un canto appropriato, e anche le preghiere dei fedeli sono orientate maggiormente a chiedere di essere capaci di ascoltare e di accogliere la parola di Dio nel nostro cuore. E dopo tutte le comunità e anche tutti quanti i quartieri della città si organizzano in piccoli gruppetti dove prendono il sussidio, che è formato di 4 incontri, e insieme, unitamente tra di loro, cercano di capire cosa sta dicendo a loro, in questo caso, la lettera ai Romani. È molto bello perché da soli si organizzano per ascoltare un brano della parola di Dio, fare un commento insieme, c'è una spiegazione anche piccola proposta dalla Chiesa del Brasile, dal CNBB, e loro vivono questo momento. E la cosa che mi colpisce è l'eco. Mi fermano per strada e mi dicono: "Oh padre, abbiamo fatto un incontro biblico nel nostro quartiere, nella nostra comunità, è stato bello, ho più speranza oggi." C'è un effetto concreto di questi piccoli incontri di studio della Bibbia che i fedeli si organizzano da soli per fare. Molto bello. Io credo che, cioè, avevo il timore che nessuno facesse niente perché fisicamente bisogna che qualcuno si disponibilizzi per chiamare gli altri fedeli, fare un piccolo incontro, qualcuno che legga prima
il libro, il libretto e si studi cosa dire, ma non lo fanno. È molto bello questo. Certo, è una storia, molti anni che fanno questo con questo modo, quindi per loro è naturale vivere questo momento. Più o meno questo è quello che viene fatto anche nella nostra parrocchia. I fedeli sono organizzati, hanno vissuto questo momento molto bello di ascolto. 4 incontri, pensa a te, quindi più o meno uno per settimana, e dopo la messa domenicale vissuta in una maniera più partecipata nell'ascolto della parola di Dio. È molto bello questo che dici, soprattutto la questione della spontaneità, perché quando una persona si attiva per fare delle attività o per fare questo, vuol dire che dentro, dietro c'è una fede molto forte, o meglio, questa è una risposta a un bisogno concreto, no? Di attenzione, di essere dentro la parola, no? L'aspetto che ti chiedo è poi, al di là dell'ascolto, se questa parola tu vedi che è anche vissuta, no? Oltre che ascoltata, accolta. Allora, sicuramente mi hai detto, no, nella messa c'è questa presenza più viva con un interesse diverso, ma nella vita di tutti i giorni tu vedi una concretezza? So, sono domande un po' complesse, ma proviamo a leggerle queste cose, Beh, vai. ma io credo che da quello che ricevo dei commenti che fanno le persone dopo questi incontri ci sia qualcosa che rimane dentro, no? Anche, soprattutto, vabbè che il tema era la speranza quest'anno, ma soprattutto nel credere che le cose possono cambiare, possono essere, anche si possono superare alcune fatiche nelle famiglie, nelle realtà. Io credo che dopo questi incontri loro si approccino con una prospettiva più gioiosa e speranzosa nelle cose. Quindi sì, c'è una ricaduta. Dopo siamo tutti uomini, sì, quindi vuol dire che ci sono giorni che va meglio, giorni che va peggio, chiaramente. Però, sai, la cosa che mi ha colpito è che tutti lavorano, tutti hanno le loro attività, però la sera lasciano le cose, si trovano insieme e fanno. Già questo fatto di scegliere un tempo da vivere insieme, io mi ricordo quando ero in Italia, mettevi un incontro per ascoltare la parola di Dio, non è che tutti quanti venivano così contenti di fare questa cosa. Lo mettono dentro la loro vita, in mezzo a tutte le altre cose. Quindi, secondo me, una ricaduta c'è. C'è anche tanto bisogno di raccontarsi, quindi secondo me vanno anche in questi incontri mossi nell'ascolto della parola di Dio e condividono la propria vita. Questo li aiuta molto, secondo me, alla luce certo della parola di Dio. La ricaduta maggiore è la fraternità, secondo me. Si fanno più fraternità. Bello, stiamo proprio sulle corde di questa parola, fraternità, anche perché mi dicevi prima, no, che il mese biblico anticipa il mese missionario, che è proprio quello dell'universalità. Anche rispetto a questo cosa ci puoi dire, no? Come state vivendo questa cosa del passaggio dal biblico al missionario, perché entrambe le cose sono molto collegate. Uno dei pilastri della spiritualità missionaria è proprio l'ascolto della parola, l'approfondimento, la conoscenza dei testi, perché la missione è annunciare, quindi è importante questo primo passaggio. Cosa ci puoi dire? Il mese di ottobre è il mese missionario anche qui in Brasile e io sono rimasto colpito di questo legame che c'è: settembre Bibbia, ottobre missione, e l'ultima domenica di settembre è la domenica della Bibbia. E io penso che la parola missione qui è una parola molto presente, molto presente. Il sentimento missionario è molto forte e lo vivono perché sono chiese che ancora stanno costruendo, ma si stanno costruendo con questa idea che siamo missionari. Questo è molto bello. Bene, grazie Don Paolo, mi sembra molto molto interessante questo aspetto della dimensione biblica che si lega al mese missionario e adesso vorremmo proporvi invece diciamo un assaggio di quello che la diocesi di Vittorio Veneto fa rispetto a questo tema. Per farlo abbiamo scelto una formula particolare che è una specie di intervista registrata, perché
che la persona invitata non poteva essere presente qui, quindi la mandiamo in onda. In questo caso è Don Andrea Dalcin, vicario per la pastorale, in particolare aiuta noi uffici a coordinarci, ma è anche responsabile del Festival Biblico, o meglio lavora nell'ambito del Festival Biblico del Triveneto. Mandiamo questa intervista che ci racconta come la diocesi di Vittorio Veneto vive l'esperienza biblica. Eccoci qui, siamo qui con Don Andrea Dalcin, vicario per il coordinamento della pastorale, delle attività degli uffici pastorali, che ci ha accompagnato e che ci accompagna in questi anni proprio in questo senso. Però lui l'abbiamo coinvolto anche perché si occupa in modo particolare della questione biblica nella nostra diocesi e di tutta quella che è l'ascolto della parola. E quindi a lui vorrei proprio chiedere se ci racconta come la nostra diocesi vive questa dimensione biblica, pastoralmente parlando, ma anche come esperienza personale. La cosa più importante è fare anche un po' di memoria, perché la nostra diocesi ha una lunga esperienza e tradizione di gruppi di ascolto della parola. Intorno agli anni, dagli anni 80 fino ai primi anni 2000, questa realtà di gruppi di ascolto della parola, di laici che si incontravano nelle case o nelle parrocchie per ascoltare la parola e fare una rilettura della propria vita, era molto diffusa. Poi c'è stato un calo intorno agli anni 2000-2015 e l'intenzione allora è proprio quella di riprendere questo tipo di attività, di proposta, di ascolto della parola in piccoli gruppi a livello di famiglie o di comunità. E come lo abbiamo fatto negli ultimi anni in modo particolare, approfittando dello stimolo che veniva dal cammino sinodale sia universale come anche della Chiesa italiana. Il Sinodo in questi ultimi 4 anni ci ha davvero stimolato a rileggere la propria vita alla luce della parola di Dio, quello che nel Sinodo viene chiamato discernimento comunitario. Non si può fare discernimento comunitario senza prendere in mano il testo biblico e quindi negli ultimi 4 anni, proprio stimolati dal Sinodo, abbiamo approfittato come diocesi per riproporre con entusiasmo e anche attraverso alcuni strumenti l'approccio al testo biblico proprio come rilettura della propria vita. Non fatto solamente da soli, anche se è una cosa importante, ma fatto soprattutto in comunità, attraverso quell'altro strumento che il Sinodo ci ha offerto, che è la conversazione nello Spirito, che parte sempre dalla parola di Dio. Per cui, ecco, negli ultimi 4 anni la nostra diocesi si è concentrata nel cercare di rimettere, come dire, di attivare di nuovo questo processo di ascolto della parola attraverso questi strumenti. Grazie Don Andrea, dici anche qualche prospettiva, qualche orientamento futuro. Certamente mantenere questa linea che ci ha offerto il Sinodo come tempo di discernimento, ma anche concretamente in futuro che cosa è bene e buono che si compia nella nostra diocesi. Abbiamo già iniziato negli ultimi 2 anni la formazione di cosiddetti facilitatori all'ascolto della parola, persone che in qualche modo hanno fatto un mini percorso di formazione in questi 2 anni che abbiamo tutta l'intenzione di continuare anche per il prossimo anno e per il futuro, perché possano nei vari contesti in cui si trovano, organismi di partecipazione, gruppi di ascolto della parola, gruppi di vario genere, essere persone capaci di aiutare tutti a fare discernimento proprio alla luce della parola. Li chiamiamo facilitatori proprio perché l'intenzione è che facilitino, ecco, l'approccio alla vita attraverso la parola. Questo sicuramente. Continueremo anche quell'esperienza bella che si vive a livello diocesano anche con le altre diocesi del Triveneto, che è il Festival Biblico, una settimana dedicata proprio all'approccio al testo biblico attraverso la cultura, quindi attraverso l'arte, la musica, la letteratura, eccetera, o la filosofia. Questi sono 2 filoni sui quali sicuramente continueremo il nostro cammino come Chiesa diocesana. Eccoci qui di nuovo, abbiamo ascoltato le parole di Don Andrea Dalcin che ci ha un po' aiutato e anche ha rimesso in luce, anche per quanto riguarda la diocesi di Vittorio Veneto, la bellezza dell'ascolto della parola che si fa vita in particolare, quindi una vita aderente alla Bibbia e viceversa, una Bibbia che ispira la vita. Questo discorso di parole e vita è fondante nella vita dei cristiani e dei missionari in modo particolare. Oggi
oggi si è sempre più propensi a non ispirarsi al proselitismo, quindi a raccontare, ma al vivere pienamente il Vangelo. La testimonianza di vita è più forte oggi forse del tanto parlare, del tanto raccontare. Allora torniamo a Don Paolo, hai ascoltato questa intervista anche tu, quindi c'è qualcosa che ti ha colpito in particolare, Don Paolo? Un po' di nostalgia della diocesi di Vittorio Veneto? Un po' sì, ma bene, bene, ho ascoltato con piacere, anche perché non sapevo degli anni 80-90 che c'erano questi gruppi, molto bello. Sì, sì, in effetti nella nostra diocesi sono rinati e ripartiti recentemente, anche se non hanno, diciamo, molti sono legati, ecco, certo a tempi forti, altri più legati Sì. a esperienze delle unità pastorali. Allora, andiamo avanti perché noi abbiamo chiesto a te, Don Paolo, di raccontare non solo generalmente cosa si fa, ma anche proprio un'esperienza concreta che si realizza nel territorio lì, nella parrocchia di Stagnassù. Allora ti passo la parola per dirci che cosa ti è venuto in mente di proporci per questa serata. Beh, io ho pensato di chiedere a un giovane adulto, Lucas, 31 anni, che è professore e ha anche un piccolo negozio di abbigliamento, di farci una piccola testimonianza di come lui vive tutti i giorni l'ascolto della parola di Dio. Poi lui è ministro Eucaristia, quindi molte volte deve presiedere il culto, le esequie, quindi deve predicare alla comunità e anche lui è catechista. A questo signore io ho chiesto anche di aiutarmi per essere missionario in una comunità vicina, per aiutare le persone a fare il cammino per prepararsi ai ricevi i sacramenti. Quindi è anche un missionario veramente, perché prende la sua moto, fa i suoi chilometri e va in un'altra comunità per parlare di Gesù e soprattutto attraverso l'ascolto e nella parola di Dio. Quindi potremo vedere adesso insieme questa intervista. È in portoghese, ma è sottotitolo in italiano, quindi non c'è da preoccuparsi, no? Ascoltiamola. Todos estamos aquí con Lucas, da comunidade de Sussuarana, que é ministro da Eucaristia, catequista e também cantor na igreja, nas celebrações. O Lucas, estamos aqui para te fazer algumas perguntas. Como é que você vive na vida de cada dia a escuta da palavra de Deus? Então, padre, a gente vive uma correria, né? Mas sempre nós temos que dar prioridade à palavra de Deus. E aí, logo de manhã no trabalho, onde eu trabalho mesmo, eu faço minha reflexão, ouço algumas homilias e a partir dali eu faço a pergunta para mim, através do Evangelho. O que eu preciso mudar na minha vida, o direcionamento, o que eu devo aplicar também, qual e como permanecer no caminho de Deus. Então, eu busco sempre logo de manhã fazer essa reflexão diária da palavra. E você consegue ver que vivendo este momento de oração a vida de você muda e como? Sim, com certeza, é o meu direcionamento. Sem a palavra de Deus a gente não consegue permanecer naquilo que o Senhor deseja, né? Os sonhos de Deus, eu quero realizar os sonhos de Deus, o propósito de Deus na minha vida e para que eu permaneça eu preciso estar na escuta da palavra e fazer sempre uma vigilância, como estou me comportando, como estou levando Jesus, né, na comunidade, no serviço e onde eu estiver. Aqui no Brasil, o mês de setembro é também um mês bíblico. E os ministros da Eucaristia são chamados de domingo ou na celebração das exéquias a ajudar os outros fiéis a viver a escuta da palavra para viver um momento de oração. Como é que você vai se preparando ou como é que vive este momento de pregação na igreja? Eu posso dizer intimidade com Deus. Eu estar sempre íntimo a Ele nas minhas orações para estar preparado ao seu chamado. Eu falo no exemplo das exéquias mesmo. A gente é pego de surpresa, como sempre, né? E aí você tem que estar ali apto, né? Então quando a gente vive essa vontade de Deus e sempre busca a palavra, a gente vai estar deixando que o Espírito Santo nos conduza. Pode acontecer que vivendo este serviço da partida da palavra ao longo das celebrações,
somos nós os primeiros que vamos receber algumas indicações. Ajudando os outros, somos ajudados da palavra mesmo. Lucas também é catequista aqui. Quantos anos que é catequista? Já aproximadamente 6 anos. 6 anos que ajuda as pessoas, meninos e adultos, a se preparar para receber o sacramento. Qual é a presença, o utilizo da palavra de Deus na catequese? O meu público são as crianças. E eu sempre amo lidar com a criança. E a gente precisa trabalhar muito lúdico, trazendo imagens, vídeos que contam as histórias bíblicas. Eu trabalhava muito isso com eles, principalmente com a música. Sempre, todo dia no meu encontro tem canções no início para a gente finalizar, e a meditação da palavra que não pode faltar. Os temas, isso é proposto para a gente desde o início do ano, né? O padre mesmo passa a formação para a gente recebe os temas que deveremos trabalhar, porém a gente trabalha diante das necessidades diárias. A gente vai conhecendo os nossos catequizandos, quais são as orações que eles precisam mais meditar, quais são as dificuldades. A partir daí dos temas e das festas da igreja também a gente vai trabalhando, e é muito satisfatório ver a criança envolvida, a gente sempre trazendo a atenção delas e, o mais importante, levando a palavra de Deus para que eles possam cada vez mais crescer juntos na fé. Posso perguntar uma frase do Evangelho, um texto do Evangelho que mais de outros você gosta? Pode sim. Eu tenho o Salmo 121, é um salmo que eu ando refletindo bastante, principalmente quando eu saio de casa. Então, assim, eu levo as minhas orações a Deus e coloco nas mãos dele, né? Então, para que Ele me proteja durante o dia, para que Ele esteja sempre comigo, eu sempre estou, na sua presença. Poderíamos dizer que a palavra de Deus para quem vive aqui no Brasil a fé, tenta de seguir a Jesus, é cotidiana, Sim, sim. Seja porque temos um serviço na igreja, mas também porque a nossa fé é ajudada mediante a escuta da palavra. Lucas faz parte também da Renovação Carismática, um grupo de oração aqui no Brasil, que tem um momento central, Pode nos contar? Sim, eu sou secretário do grupo Discípulos de Maria da Renovação Carismática e sou coordenador do Ministério de Música também. E aí a gente sai, para as comunidades, outras paróquias, servindo também, levando a palavra de Deus. E nós temos um grupo de oração toda quarta-feira aqui na Igreja do Bom Jesus Viajante, no distrito Sussuarana, que são às 19 horas. Então, assim, toda quarta-feira a gente tem louvores, adoração e meditação da palavra. Então, a gente lida também com o grupo de jovens, que foi um dos pontos que nós levantamos ao grupo de oração para atrair mais os jovens da nossa comunidade, porque de fato não estavam participando muito. E o grupo de oração ele traz muito isso, esse momento de louvor, de escuta e de muita animação também, sempre levando a palavra de Deus, que é o foco de tudo isso. Vou te agradecer, Lucas, por este diálogo que nós temos, no qual ajudamos a partilhar um pouco como nós vivemos aqui, de maneira especial a escuta da palavra de Deus. Com certeza podemos dizer que é presente em todos os momentos de orações, sempre, sempre. E todas as pessoas, padres ou leigos, se preparam para viver esse momento. Sabemos que sem a escuta da palavra de Deus não podemos conseguir seguir a Jesus. Com certeza. Obrigado, Lucas, e até mais. È molto emozionante questa intervista che hai fatto a Lucas. Tra l'altro io lo conosco bene perché sono stata lì con voi a Sussuarana, quindi so bene di chi si parla e so anche la bellezza, conosco la bellezza del cuore di Lucas e quello che fa veramente all'interno della parrocchia di Sussuarana e anche
esternamente. Certo. È molto interessante perché mi sembra che queste figure, che credo che sia Lucas sia un esempio, ma ce ne siano altre, no, simili a lui, che hanno più o meno lo stesso profilo, possiamo dire, hanno una specie di presenza, io la chiamo così, la traduco multitask, cioè si prestano, diciamo, a varie dimensioni della pastorale, quindi diciamo, quindi qui come dire, da noi siamo un po' più strutturati, no? C'è chi fa il catechista, c'è chi fa il liturgista, cioè, mi sembra che invece lì ci sia proprio, mi sembra di sentire, di poter dire, c'è più al centro proprio l'ascolto della parola che poi si manifesta, si traduce in azione concreta. Non stiamo dicendo meglio o peggio, solo che sono stili diversi, no? Un accenno a questa cosa qua, che un pensiero tuo, Paolo. Ma Don Paolo. sai, a me colpisce anche Maria Grazia che Lucas è un esempio, ma quasi tutte le comunità hanno una o due persone come Lucas che si disponibilizzano, che prendono sul serio la parola di Dio e che vogliono raccontarla agli altri. Alcune volte quando facevo il vicario in Italia sembrava solo che il parroco o il prete potesse dire un pensiero più strutturato, più certo sul Vangelo, no? E qui devono loro, nel senso che io vado una volta al mese e faccio la messa, incontro, formazione, ma dopo tutte le settimane chi è che aiuta a sentire che Dio sta con loro e sta parlando? Queste persone che mosse dallo Spirito Santo assumono con responsabilità. Luca sta facendo anche la scuola di teologia per sempre essere più preparato, cioè, ma ce ne sono veramente diverse, sparse per la parrocchia che assumono questo lavoro. Ed è bello perché si respira, ecco, come veramente la parola di Dio è per tanti vita, non è soltanto insegnamento morale. Beh, dopo loro hanno anche un po' di morale, forse anche troppa, ma però percepiscono che la parola di Dio è una luce chiara per le scelte di tutti i giorni. È molto bello questo. Sono d'accordo. È un aspetto anche di corresponsabilità, no? Perché alle volte noi pensiamo, no, deleghiamo ad altri questa responsabilità, anche parlo come laica e come laici, no? È quasi abbiamo un po' il timore. In realtà tutti noi siamo missionari e chiamati proprio in virtù del battesimo che abbiamo ricevuto, insomma Vangeli Gaudium ce l'ha ricordato con forza, siamo tutti chiamati ad essere missionari, quindi a raccontare attraverso la nostra vita e con la nostra vita quello che per noi è il Vangelo vissuto, no, concretamente, e questo è un aspetto molto interessante sul quale possiamo ed è importante stare. In questo senso parliamo di vita concreta, di esperienze concrete. Introduco un'ultima intervista che ha caratterizzato questa puntata, di una testimonianza invece di esperienza di ascolto della parola nella nostra diocesi. Siamo in Sernaglia, prima parrocchia, dopo unità pastorale. Ascolteremo fra poco la testimonianza di Lamberto Pillonetto, che in alcuni periodi dell'anno adesso ci racconterà, proprio tiene vivo questo appuntamento con tutta l'unità pastorale riferita all'ascolto della parola. A lui la parola. Eccoci qui, abbiamo chiesto al nostro ospite Lamberto Pillonetto, che è qui con noi, di raccontarci di un'esperienza particolare della nostra diocesi, che è anche molto storica, ha una sua storia particolare. A Sernaglia si è costituito nel 1976 il Gruppo del Vangelo, dopo il primo convegno diocesano importante di allora. Si è costituito per un ritrovo settimanale ogni mercoledì per leggere, commentare spiritualmente le letture in preparazione della liturgia domenicale. E così è stato per parecchi anni. È poi stata espressa la esigenza di passare dalle letture così isolate dal testo originario alla lettura di testi integrali sul piano letterale, sul piano esegetico, sul piano spirituale, spaziando dall'Antico Testamento al Nuovo. Gli incontri erano nei locali della parrocchia,
Quando è scoppiato il Covid, evidentemente siamo dovuti passare alle forme telematiche di riunione e di comunicazione per conservare questa modalità anche quando poi si poteva essere in presenza. È stata estesa l'iniziativa da Sernaglia anche alle altre parrocchie dell'unità pastorale, quindi Falzè, Fontigo, Villanova, e abbiamo spaziato nel Nuovo Testamento, ricordo lettura del Vangelo di Giovanni, l'Apocalisse, alcune lettere di Paolo a Timoteo, a Tito, a Filemone, la lettera agli Ebrei, la lettera di Giuda, ecco. E poi siamo andati anche al Primo Testamento, Giobbe, Salmi, Cantico dei Cantici, Coelet. In questo momento ci troviamo ogni mercoledì sera, lo facciamo dal Papa Giovanni di Falzè, e in questi ultimi anni abbiamo letto gli Atti degli Apostoli, 2 anni dedicati agli Atti degli Apostoli, e ultimamente stiamo leggendo, lo abbiamo fatto l'anno scorso, continuiamo quest'anno, il libro di Giona, il libro di Ester, Ruth e Tobia l'anno scorso. Quest'anno proseguiremo con Giuditta per poi passare a Giobbe. Molto bene. In che cosa consiste concretamente questo tempo? Cioè voi vi trovate, c'è un momento di preghiera, come funziona proprio? C'è un momento iniziale di preghiera, poi si fa la lettura, sì, e c'è la presentazione di tipo così, anche letterario, esegetico del testo per passare a considerazioni di carattere spirituale. Abbiamo calcolato che il collegamento in diretta coinvolgerà un 100-120 persone. Poi durante la settimana le visualizzazioni arrivano anche a numeri piuttosto alti e quindi sì, la cosa è anche soddisfacente. Tra l'altro Lamberto ha una formazione, una presenza nel mondo missionario proprio perché è presidente attualmente della Fondazione Apsara, che è una fondazione legata e che nasce dallo spirito di Onesta Carpenè, una missionaria laica che ha lavorato per tantissimi anni nel contesto asiatico, in particolare Vietnam e Cambogia, un territorio dove la dimensione missionaria o comunque la trasmissione del Vangelo in quelle terre è molto complessa, tuttora, perché non c'è una grande presenza di cristiani e quindi è ancora oggi terra di evangelizzazione. Se vuoi raccontarci di questa esperienza. Noi continuiamo seguendo l'eredità che ci ha lasciato Onesta Carpenè e anche dando una dimensione sempre più ampia, quindi ora non ci limitiamo a intervenire in Cambogia e in Vietnam, ma anche in Africa, e dall'anno scorso abbiamo iniziato a collaborare con Emergency, sì, per arrivare a Gaza. Sì. Bene, grazie di cuore Lamberto. Grazie a voi. I telespettatori sanno che se vogliono seguire gli appuntamenti di Sernaglia sono tutti benvenuti, è una bellissima esperienza, comunque aperta a tutti perché l'online garantisce la partecipazione da parte di tutti i cittadini cristiani desiderosi. Partirà da novembre per arrivare poi a fine giugno. Benissimo, grazie di cuore Lamberto, grazie e a voi. Buona giornata a te. Grazie a voi. Grazie. Grazie anche a Lamberto, avete sentito un po' l'esperienza, che c'ha dentro anche un taglio missionario, poiché lui è anche così legato alla figura di Onesta Carpenè, una missionaria originaria della nostra diocesi. Oltre a questa esperienza di Lamberto, comunque dell'Unità Pastorale di Sernaglia, ce ne sono altre nella nostra diocesi. Questa è una che si caratterizza da questo aspetto, no, che si è tradotto online e quindi riesce a raggiungere molte persone, però ce ne sono anche altre in presenza, per esempio durante i periodi forti, per esempio proprio qui nell'unità pastorale di Ceneda, Serravalle, dove siamo adesso, c'è l'ascolto della Paralexio e la parola in preparazione al periodo dell'Avvento e anche in altri periodi forti. Quindi sono parecchie le esperienze che ci sono realizzate anche nella nostra diocesi ed è bene, noi invitiamo tutti davvero a coltivarle, a coglierle queste occasioni, no? A
trovare del tempo per dedicarsi all'ascolto della parola, all'ascolto del Vangelo, non solo con le orecchie, ma soprattutto con il cuore, perché è una parola che ci trasforma. Alle volte nella anche fatica, la lettura del Vangelo, che si può fare anche a casa senza dover per forza trovarsi in gruppo, ma la forza del gruppo è che si ascoltano i punti di vista anche degli altri e quindi in qualche modo siamo più stimolati ad avere a cogliere quegli aspetti che magari da soli non cogliamo, ma avere e trovare del tempo per ascoltare la parola, leggere la Bibbia, farla propria è anche una ricarica, un modo per trovare alle volte delle soluzioni a questioni che magari ci stanno un po' disturbando, ma anche semplicemente trovare un po' di serenità nella vita di tutti i giorni. Che ne pensi, Don Paolo, di questa... Guarda, io nell'esperienza che sto facendo sto vedendo che per capire la realtà dove vivo, la parola di Dio mi aiuta molto, perché io ho i miei pensieri su come dovrebbero essere le cose, come dovrebbero essere fatte. Quando succede qualcosa che non capisco bene o che è di poco difficile, mettersi in ascolto del Vangelo del giorno, della domenica, mi aiuta anche per avere uno sguardo diverso nelle cose. Quindi c'è una forza che veramente possiamo ricevere dall'ascolto della parola di Dio. Certo che quando ero in Italia c'era questa cosa, ma siccome tutti hanno la stessa idea, è più facile trovare soluzioni. Quando invece si confronta con idee diverse, con modi diversi, si trova nella parola di Dio una strada per tutti quanti. È molto bello questo. Io sto sperimentando in questi mesi che è veramente una presenza, un aiuto reale leggere la parola di Dio. Grazie Don Paolo, rimaniamo proprio su questo messaggio che lasciamo a chi ci segue e siamo in chiusura di questa puntata, speriamo che chi ci ha seguito, che ci sta seguendo, che ci seguirà, insomma sia contento. Comunque noi accogliamo feedback, suggerimenti, se volete che sviluppiamo delle tematiche basta che ce lo segnalate, io e Don Paolo ci attrezziamo per renderle vive e sempre presenti. Ecco, e grazie Don Paolo anche per la tua disponibilità ad essere sempre sul pezzo, come si dice da noi, e insieme a te ringrazio ovviamente Federico Campodall'Orto, che oggi non vedete in primo piano ma che è qui con noi presente. Ecco, è riuscito a passarmi il comando e così dice io mi riposo là dietro sulla console, seguo le cose, ma è un lavoro impegnativo anche quello, e gestire il doppio ruolo non è facile, insomma, ma se vi piace anche questa modalità la mettiamo in campo. Noi abbiamo anche una grande notizia che in qualche modo si è già diffusa in diocesi, ma la ribadiamo anche in questa puntata, che è prossima, e che abbiamo un nuovo sviluppo in questo scambio Italia e Brasile, perché fra poco cosa succederà? Don Paolo, dillo tu, dai che sei protagonista. Molto volentieri. E mi piace questa occasione che abbiamo di vivere lo scambio anche in maniera differente. Mi raggiungerà qui in Brasile, raggiungerà me il Vescovo Corrado, Davide, che è un seminarista dell'ultimo anno della teologia, e viene a fare 3 mesi, vivere 3 mesi, un'esperienza qui di conoscenza, diciamo, di conoscenza di una realtà di fede, come che è questa in questa parrocchia, Città Su, facendo anche un'esperienza di parrocchia diversa da quella che è in Italia. Fare vita fraterna come il vescovo, pregare, condividere la vita, questo è molto bello, e anche avrà occasione di stare una settimana col vescovo diocesano per Don Vicenzi, per vedere com'è che un vescovo brasiliano vive, e anche un'esperienza di una settimana in un'altra parrocchia con un parroco brasiliano, per vedere com'è l'attività di un brasiliano nella sua terra. Io penso che sarà un'esperienza molto bella per lui e anche per noi, insomma, siamo contenti di questa occasione. Sì, anche noi lo siamo, anche Davide che ho sentito in questi giorni è molto felice, anzi è probabile che nella prossima puntata di Chiese Missionarie ci sia anche lui, perché dovrebbe essere proprio là in occasione del prossimo appuntamento che sarà nel mese di dicembre, tra l'altro, quindi proprio anche al finire dell'esperienza lui tornerà a metà gennaio e quindi avremo modo di ascoltare anche il suo vissuto diretto. Allora, prima di chiudere qualche notizia o qualche invito, allora siamo
siamo nel mese missionario, abbiamo consegnato il materiale nelle nostre parrocchie e il 29 di ottobre alle ore 20:30 a Lutrano la nostra chiesa si riunirà per la veglia missionaria diocesana, dove porterà testimonianza Don Marco d'Almagro, rientrato dal Brasile, quindi ancora questo colore brasiliano che riempie le nostre chiese, ma anche alcuni giovani che hanno fatto esperienze missionarie in terra di missione. Questi giovani sono a disposizione delle parrocchie, dei gruppi per raccontare le loro storie, quindi se avete interesse e desiderio di far sì che loro raccontino le loro esperienze, sicuramente sarà l'ufficio missionario a vostra disposizione per mettervi in contatto con loro. Parallelamente a chiese missionarie c'è anche una rubrica sull'azione ogni 2 mesi dove il nostro vescovo unitamente a Don Paolo, comunque lui parte insomma in collaborazione, no? Ci raccontano anche attraverso le parole, la lettura, alcune esperienze concrete di quello che stanno vivendo. Quindi insomma questo scambio è proprio vivo, lo stiamo rendendo vivo e presente nella vita di tutti i giorni. Poi abbiamo altri progetti in campo, vero Don Paolo, in futuro, ma li diremo le prossime volte per quello che succederà, perché abbiamo tante cose in cantiere, Molto tanti bene. progetti da realizzare. Allora, se non sbaglio, dovrei aver detto tutto, sto guardando gli appunti per non essermi dimenticata. Allora, una battuta, raccontaci così in chiusura come sta andando, qualche aneddoto recente, anche con te, col Vescovo Corrado, com'è lì la dinamica? Guarda, Vescovo oggi non è qua perché mi sta sostituendo per celebrare la messa nella chiesa matrice, quindi, ma saluta a tutti e sta bene, perché dopo mi arrivano messaggini, non abbiamo visto il vescovo, sta male, dov'è? No, il vescovo sta bene, sta lavorando là, nella chiesa sta dicendo la messa. Abbiamo celebrato il suo 50esimo, è venuto Don Martino dall'Italia, ha passato con noi la celebrazione. È stato 2 momenti molto belli, abbiamo fatto l'adorazione eucaristica per pregare per le vocazioni e il vescovo ha fatto una bella testimonianza della sua vocazione, che mi pare anche sia apparsa sull'azione, credo, bisognerebbe guardare. E la gente ha ascoltato con un momento molto intenso, ha ascoltato con attenzione la vocazione del vescovo e dopo mi hanno detto qualche commento molto positivo. E dopo una messa semplice ma partecipata, dove Don Martino ha fatto la sua predica sul sacerdozio, molto bello, il vescovo è rimasto molto contento. E questi mesi di settembre abbiamo vissuto questo. Adesso ci stiamo preparando alla festa di Nostra Signora Aparecida, che è a padroeira do Brasil, por isso abbiamo questi 9 giorni prossimi, che comincia il 3 di ottobre, questo momento che è molto, molto, molto sentito dai brasiliani, è una festa molto importante. E dire il vero, il tempo vola, sai Maria Grazia, nel senso che mi pare che le cose sarebbero tante da dire, ecco. Bene, siamo contenti, stiamo andando avanti facendo le cose, c'è anche qualche cosa da migliorare, che discorso, però molto bene. Stiamo anche formando il nostro gruppetto per cominciare il cammino per venire in Italia con un gruppo di giovani, c'è molto entusiasmo, molto desiderio e vedo che anche la gente desidera aiutare, accompagnare. Devo dire che il lavoro di Don Marco su questo tema dell'interscambio con l'Italia è stato molto bello, ha aiutato molto le persone a capire, ecco, l'occasione che c'è per la fede, per la vita di tutti i giorni di questo scambio. Quindi ancora una volta grazie a Don Marco per quello che ha fatto in questi anni che è stato qua. Cose da dire, ce ne sarebbero tante, ma troveremo un modo per comunicare. Scriverò, sai che ho anche c'è un Telegram, c'è missionario brasiliano, cerco di scrivere qualcosa così più veloce, che la gente che vuole leggere può leggere e vedere anche qualche foto. Sì.
Benissimo, no, ricordiamo appunto che c'è questo canale Telegram a cui tutti, chi vuole, può iscriversi, è un canale visionabile, insomma non si può interagire, Sì, ma è possibile seguire tutte le avventure, ma c'è anche Facebook, la parrocchia pubblica costantemente un aggiornamento delle attività, quindi seguite assolutamente quello che sta succedendo e la vita, ecco, soprattutto della parrocchia di Tagnassù e di quello che sta accadendo lì. Mi sono scordata di invitare tutti anche il 6 di ottobre, che ci sarà la messa di invio e saluto e di mandato missionario di Davide, che parte per il Brasile alle ore 18 a Ceggia, che è la comunità dove lui ha prestato servizio e a cui lui rimane comunque legato fino a che non farà tutto il suo percorso che deve fare, insomma. Quindi lietissimi di queste novità. Allora, un piccolo saluto finale in lingua locale perché ci dobbiamo abituare alla lingua portoghese, visto che accoglieremo un gruppo di portoghesi e qualcuno di noi verrà giù. Quindi dai, un saluto in brasiliano. portoghese. Ah, caríssimos, saudações a todos vocês. Obrigado para ter acompanhado a nossa transmissão deste dia. Espero que seja stata uma ajuda para descobrir a importância da escritura na vida de cada dia. Aqui estamos felizes e vamos ficar juntos na oração e na amizade. Um grande abraço a todos vocês. Molto obrigada, molto obrigada. Grazie vuol dire a Paolo, è stato un piacere stare con te, quindi salutiamo tutti, grazie a Federico e alla prossima occasione, alla prossima puntata di Chiese Missionarie Igrejas em Missão. Ciao Don Paolo, alla prossima. Ciao, Ciao, buona ciao, missione, ciao. ciao.